Uccisione a Riese Pio X della 26enne Vanessa Ballan, lo stalking e la mattanza, il killer in carcere a Sant'Avona. Per la procura ci sono gli elementi per condannarlo all'ergastolo. Il presunto omicida aveva un profilo attivo su TikTok, decine i messaggi che mandava Vanessa, al supermercato le spinte e le minacce, ti ammazzo. Tante le reazioni della politica, il PD sul caso di Vanessa chiede chiarezza, le autorità spieghino, dice Piero Fassino. Dalla Lega la proposta di dotare le vittime di minacce e di un taser. Morti sul lavoro, seconda vittima in Veneto in 3 giorni, autista olandese di 56 anni morto a Grezzana, schiacciato da una lastra di marmo appena caricata. Shock nella diocesi di Treviso, Don Edi Savieto, parroco per 9 anni ad Olmi e Cavriè, è partito lo scorso anno per il Brasile come missionario, è morto questa mattina stroncato da un infarto, aveva 51 anni. Attimi di paura a Limena, dove le cassiere di un supermercato sono state minacciate da 2 banditi armati di pistola durante una rapina. Hellas sequestrate le quote del presidente Setti, indagato per bancarotta, l'operazione della Guardia di Finanza di Bologna, il club scaligero, patrimonio giallo-blu intatto. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Il caso di Vanessa Ballan in primo piano per questa edizione, inevitabilmente lo stalking e la mattanza. Il presunto killer è in carcere a Sant'Avona, a Treviso. Ci sono gli elementi per l'ergastolo, lo ha detto questa mattina il procuratore Martani. Partiamo da qui. È stato rintracciato mentre cercava, era rientrato a casa sua e si stava preparando verosimilmente a fuggire perché era fatto la doccia e si voleva cambiare gli abiti. È stato trovato così, dopo 11 ore di fuga, Bujan Fandai. Carabinieri in borghese si erano piazzati davanti alla sua casa di San Vito di Altivole. Qui è ritornato dopo aver vagato per tutto il giorno, tentando anche dei depistaggi, così li definisce lo stesso procuratore Martani. Nel pomeriggio aveva fatto una telefonata al 112, nel corso della quale aveva in maniera neanche tanto indiretta ammesso di avere compiuto l'omicidio e aveva detto che si sarebbe costituito il giorno dopo, che aveva anche detto che si trovava nei campi ma in una zona diversa da quella in cui effettivamente è risultato essersi trovato. Il giorno prima dell'omicidio aveva attivato una nuova utenza telefonica. Il 41enne kosovaro, hanno ricostruito gli inquirenti, è arrivato in via Fornasette a Spineda in bicicletta, entrando dal retro della villetta, con sé un borsone pieno di armi improprie, 2 coltelli, un martello usato per sfondare la vetrata e introdursi nell'abitazione. Vanessa era al primo piano, se l'è trovato di fronte. L'uomo la picchia prima a mani nude sulla testa e sul volto, poi il coltello, 7 i fendenti letali al torace, la lama insanguinata viene lasciata in un lavandino. Il delitto nella tarda mattinata, a dirlo la conversazione WhatsApp tra Vanessa e il compagno Nicola, poi rincasato a mezzogiorno. L'ultimo messaggio a cui Vanessa aveva risposto risaliva alle 11:21, poi un successivo messaggio delle 11:47 del compagno Vanessa non è stato visualizzato e men che meno ricevuto risposta. Vanessa e Bujan avevano avuto una relazione iniziata nel 2022, dice Martani, poi la decisione di lei di interromperla. Il kosovaro non accetta e inizia uno stillicidio di messaggi e minacce, anche quella di diffondere materiale video intimo. Soprattutto questa persecuzione si esplicitava soprattutto sul luogo di lavoro, perché immagina è un supermercato, quindi è facile con pretesti entrare per comprare poche cose poi sul luogo di lavoro, e una volta le era entrato anche in casa. In una occasione al supermercato l'uomo avrebbe anche detto ti ammazzo alla donna. Esasperata Vanessa il 26 ottobre denuncia, i carabinieri vanno a casa di Bujan, c'è una perquisizione, sembra che questo basti per calmarlo, si poteva fare di più. A rispondere è lo stesso Martani. Continuo a sostenere che le donne devono denunciare, sicuramente. Poi cercheremo di capire meglio cosa non ha funzionato in questo caso. Nelle prossime ore scatterà l'interrogatorio. L'imputazione è quella di omicidio con 4 aggravanti. La premeditazione, la pregressa relazione affettiva, il fatto di aver commesso l'omicidio nei confronti di una donna incinta in gravidanza
E infine il fatto di aver commesso l'omicidio dopo un'attività di carattere persecutorio ai danni sempre della vittima, sempre della stessa persona. Quindi insomma, sono imputazioni da ergastolo. Lo stalking e la mattanza preceduti da un vero e proprio delirio social. Ascolta, puoi farmi di tutto sino a che te lo permetto. Ma c'è una cosa che non devi fare, non sottovalutarmi, mai. Usava TikTok come un diario, postava video, ce ne sono decine sul suo profilo, aggiungeva la musica, lo sguardo lontano, la sigaretta in mano. I suoi messaggi erano questi. L'ho amato profondamente, con una sincerità che credevo condivisa. Per te ero pronto a tutto, a scalare montagne, a attraversare oceani. Ma hai scelto di tradire questa fiducia. Il mittente era lei, Vanessa, forse? Come un leone ferito, le parole sono amare e sembrano chiamare vendetta. L'uomo che innamorato non si piega. Mia madre mi ha cresciuto come la persona più gentile e dolce che tu abbia mai incontrato. Ma se mi manchi di rispetto, ti mostrerò perché ho il cognome di mio padre. I video diventano inquietanti, come questo. La voce parla in francese, c'è una data, 16 novembre 2021. Non mi mettere mai nelle condizioni di essere una persona senza cuore, posta in un altro video. Non troverai nessuno con la stessa fiamma ardente, dice ancora. Una dichiarazione d'amore e di guerra. Ed è un uomo invece scosso e sotto shock, quello che l'avvocato Remo Lot, assegnato d'ufficio insieme a Chiara Mazzucato, avvocato e sindaco di Cairano San Marco, riferisce di aver incontrato nella notte dopo essere stato convocato dai carabinieri. Scosso, molto abbattuto, un po' confusionario, come penso fosse comprensibile, forse, insomma, ecco. E quindi ho scambiato solo poche parole su come stava, borbottava, insomma, non parlava in maniera... Lui sembrava. Questa mattina in carcere gli ha fatto visita invece la collega Mazzucato. Gli avvocati sono in attesa ora di ricevere la notifica di convalida del fermo. La nostra Vanessa Banzato con Cristian Roque Alende è stata oggi a Riese e Pio X al supermercato dove lavorava Vanessa. Al supermercato dove lavorava Vanessa Ballani in pieno centro a Riese c'è tanto dolore per la perdita di una collega, di un'amica, sempre disponibile, sempre pronta al sorriso e a una buona parola. La ricordano così e sentono la sua mancanza, come hanno dichiarato a microfono e telecamera spenti. Il direttore del negozio, dal canto suo, ci ha chiesto di lanciare un messaggio a chi ci governa perché vengano approvate giuste misure affinché queste tragedie possano essere prevenute e non muoversi, ha detto, il giorno dopo che l'ennesima donna è stata uccisa come la 26enne da un uomo che già era stato denunciato per stalking, per minacce. Anche i clienti del supermercato sono atterriti da quanto accaduto alla giovane donna ammazzata assieme alla creatura che portava in grembo. Manca molto, mi manca tanto il suo sorriso e la gran voglia di vivere che aveva. Ecco, manca tanto, sì, purtroppo. Una perdita grande. Sì, anche perché è giovanissima così, insomma, aveva tutta la vita davanti. Lei è molto scossa? Sì, sì, perché all'inizio, il mio compagno mi aveva mandato un messaggio, sai, è morta una persona da Riese, e poi una mia amica mi ha mandato la foto, ho detto, oh no. Ho detto, mi sono messa a piangere perché ho detto, mamma mia, fino all'altro giorno parlavano di Giulia, adesso ce n'è un altro. Oltre a Vanessa Ballan hanno ben presente anche il suo assassino, Bujar Fandai, che vedevano puntualmente nel bar vicino al supermercato dove la donna lavorava e dove lui la controllava. Il ragazzo che l'ha uccisa frequentava abbastanza questa area qui, ecco. Dopo, purtroppo, quando è successo il fatto, avendo già sentito voci, si fa 1 più 1, adesso si arriva alle conclusioni, ecco. Anche la povera Vanessa lo ha denunciato, ma cosa serve le denunce? Non serve niente, anche la politica, sono tutti bravi dopo a presentarsi, a farsi vedere, anche i funerali sicuramente verranno, però la loro presenza cosa serve? Io non vedo niente. E a proposito della politica, tante davvero le reazioni a partire da quella del Senato. Permettetemelo, colleghi, di mandare un abbraccio alla comunità di Treviso e ai parenti di Vanessa Ballan, una ragazza di 27 anni che lascia un bambino di 4, aveva un bambino nel ventre
e con 7 coltellate poche ore fa è stata uccisa. Oltre all'Iran dobbiamo guardare che anche nel nostro paese succedono ancora cose del genere. Non c'è solo l'Iran, dice il vicepresidente del Senato Gianmarco Centinaio, ricordando Vanessa Ballan. A Palazzo Madama l'applauso è bipartisan, ma la politica resta con visioni diverse. Nel caso di Riese fa riflettere che la donna avesse denunciato quello che poi si è rivelato il suo killer. Le autorità competenti spieghino, dice dal PD Piero Fassino, se una donna denuncia va creduta e protetta, rimarca Andrea Martella, segretario Dem Veneto, mentre il gruppo regionale con Vanessa Camani chiede un osservatorio permanente. In provincia di Treviso nel solo 2023 sono state seguite 150 donne da telefono rosa, quindi serve una reazione immediata. Dal nostro punto di vista riteniamo urgente dare un segnale investendo con risorse della Regione, dello Stato, ma anche dei comuni, per potenziare la rete dei centri antiviolenza, delle case rifugio. Dopo aver preannunciato il lutto regionale, il presidente Zaia, pur ringraziando gli inquirenti, invoca l'inasprimento del codice rosso. Dalla Lega la proposta di dotare di taser, ovvero la pistola elettrica, le donne vittime di minacce. Di fatto offre la possibilità a una donna di immobilizzare il suo aggressore e permettere di mettersi in salvo. Sicuramente la misura non risolve il problema, però può salvare sicuramente qualche vita. Le donne fanno ancora fatica a essere credute per Luana Zanella dei Verdi. Subito aiuto a chi lo chiede, aggiunge d'Azione Maria Stella Gelmini, posizione simile anche per Coraggio Italia. È fondamentale che se ci sono le leggi queste vengano applicate in maniera puntuale. Quando una donna denuncia, questa denuncia deve essere raccolta, deve essere tutelata. Intanto i casi aumentano in tutto il Veneto. Il femminicidio di Vanessa Ballan a Riese Pio X fa ripiombare il Veneto nell'orrore ad un mese esatto dal ritrovamento del corpo senza vita di Giulia Cecchettin. Solo nel 2003 in Veneto sono state 8 le donne uccise e in queste ultime settimane le telefonate ai centri antiviolenza sono in crescita costante. Al Centro Veneto Progetti Donna, che segue la provincia di Padova, le chiamate giornaliere sono triplicate, in media sono 15 ogni giorno. Il trend non si sta abbassando e in una settimana abbiamo dovuto far fronte a 44 nuove richieste di aiuto, e segno che sicuramente tante donne stanno prendendo consapevolezza e stanno prendendo anche fiducia nel chiedere aiuto ai centri antiviolenza, ma segno anche che c'è bisogno che lo Stato faccia qualcosa di più, perché ancora siamo molto indietro nel proteggere le donne veramente da questo fenomeno. Al di là della denuncia, poi ci deve essere la risposta concreta delle istituzioni e la non sottovalutazione del rischio per tutti i cosiddetti reati spia. Non basta la denuncia per porre in sicurezza la donna, bisogna che quando la donna si rivolge alle istituzioni per chiedere sostegno, essere protetta, ci sia una corretta formazione da parte di queste persone che valutino il rischio che quella donna sta correndo quando appunto porta la sua situazione a queste istituzioni. Il codice rosso prevede misure cautelari per tutte le fattispecie di reato. Per il reato di stalking sono previste diverse misure cautelari che possono essere attivate appunto dall'autorità giudiziaria e quindi anche tutelare le donne che in qualche modo sono vittime di questo reato. Ecco, già a ottobre, parliamo dell'ultimo caso, quello di Vanessa Ballan, già a ottobre la donna aveva denunciato la preoccupazione per gli atteggiamenti di questo uomo che minacciava di diffondere anche video intimi della loro relazione che si era conclusa. Sì, la minaccia di diffondere materiale intimo non consensualmente è un reato tra l'altro introdotto dal Codice Rosso, quindi è una nuova fattispecie di reato. Sempre per la cronaca, ma voltiamo pagina, un autista olandese di 56 anni è morto in un incidente sul lavoro questa mattina a Stalavena, frazione di Grezzana in provincia di Verona. Il camionista doveva trasportare delle lastre di marmo destinate all'Olanda. Dopo averle caricate sul rimorchio del mezzo pesante, l'uomo stava assicurando il carico quando per cause sconosciute le lastre sono cadute e lo hanno schiacciato uccidendolo. La tragedia in una ditta di lavorazione marmi, inutili i tentativi di soccorso da parte dei sanitari del SUEM 118, gli accertamenti di carabinieri e Spisal sono ancora in corso. Si tratta del secondo incidente mortale in pochissimi
giorni, l'ultimo in Alpago, vittima con modalità molto simili un uomo italo-croato di 57 anni. Ed è shock nel Trevigiano, in diocesi a Treviso, per la morte a soli 51 anni di Don Edi Savietto. Sono contento perché è arrivata questa opportunità grande, insomma, di poter andare in missione. A mandarlo in Brasile era stato proprio il Papa nel 2018 con il Sinodo per l'Amazzonia. Spero di rendere onore a queste comunità che mi inviano, aveva detto il 23 ottobre dello scorso anno ai microfoni di Nicola Marcato, parlando di Olmi e Cavrie, che Don Edi, già vicario della parrocchia della Cattedrale a Treviso, aveva guidato per anni. Dicevo anche ai ragazzi stamattina che non partirò sicuramente da solo, ma con ognuno di loro segnato nel mio cuore, nella mia carne, insomma, quindi partiamo insieme. La notizia della sua morte è giunta improvvisa e inattesa dal Brasile. Edi aveva solo 51 anni. Ad ucciderlo un infarto fulminante mentre si trovava nella sua parrocchia a Paracaima, al confine con il Venezuela. A comunicarla il vicario per il clero, Monsignor Donato Pavone. Nel pomeriggio invece il vescovo di Treviso, Monsignor Michele Tommasi, ha fatto visita alla famiglia. Eccolo mentre sale in bicicletta da Quarto d'Altino per un pellegrinaggio di pace. In quell'occasione i fondi raccolti furono donati alle famiglie alle prese con il caro bolletta. Entusiasta, poliedrico, sempre capace di mettersi in ascolto, inserito nella comunità a tutti i livelli. Qui stava benedicendo il carico di aiuti partito da un'azienda di San Biagio di Callalta verso l'Ucraina. 2 anni fa, insieme a Don Cuncarollo, aveva sfidato ogni avversità per portare aiuti ai migranti che bivaccavano nelle foreste Bijak in Bosnia-Erzegovina. La notizia della sua morte improvvisa è stato uno shock per le comunità di San Biagio che tanto lo hanno amato e sostenuto. Qui le immagini della festa organizzata a Cavrie per salutarlo prima della partenza. I bambini avevano fatto disegni per lui, di loro diceva: Sono tanto anche triste, insomma, per dover partire, perché qui sono stati 9 anni a Olmi e domani che saluto Cavrie 6 anni, meravigliosi, quindi esperienze incredibili, insomma. Un grande saluto da Paracaima e che sempre Dio lo benedica. Pubblicità fra poco. Di nuovo in diretta andiamo a Limena per una rapina. Il volto nascosto, la pistola in mano, si sono presentati così 2 banditi che intorno alle 20 di ieri sera hanno assaltato il supermercato Ali di via Roma a Limena. All'interno in quel momento c'erano 2 cassiere che, terrorizzate dalle armi puntate addosso, hanno consegnato i soldi che erano in cassa. Secondo una prima stima il bottino è di circa 2.000 euro. Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri, ma i 2 rapinatori armati nel frattempo si erano già dileguati a piedi. Aiutati dal buio potrebbero aver raggiunto in pochi minuti un'auto pronta per la fuga. Le commesse, nonostante lo shock e la paura, non hanno avuto bisogno di cure mediche e hanno fornito pochi dettagli ai militari. I banditi infatti avevano il volto completamente coperto, hanno pronunciato poche parole senza mostrare particolari accenti o flessioni dialettali. Non si sa se la pistola usata per la rapina fosse giocattolo o vera. La caccia all'uomo è iniziata per evitare che la banda possa commettere nuovi colpi. È un fatto molto grave quello che è accaduto. Hanno scelto il posto peggiore dove venire a rubare, perché ogni 50 metri ci sono telecamere a Limena, quindi non è quello il problema. Il problema non è individuare chi è stato, il problema sarà metterlo in galera. I reati predatori di questo tipo negli altri paesi del mondo sono puniti con pene fino a 20 anni e anche oltre. Qui da noi 8 anni. Sconti di pena, indulto e buona condotta fanno sì che questa gente in galera non ci passi neanche un giorno. La Guardia di Finanza di Bologna, su delega della Procura, ha eseguito un decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP riguardante la partecipazione azionaria della società Star Ball SRL pari al 100% nell'Hellas Verona. Gli accertamenti condotti avrebbero evidenziato episodi di distrazione perpetrati tramite la cessione delle azioni rappresentative dell'Hellas da una società fallita alla stessa Star Ball, anch'essa riconducibile al medesimo imprenditore, cioè il patron del club Maurizio Setti, indagato per bancarotta. Nel pomeriggio la nota di Hellas che precisa: questa vicenda non riguarda il patrimonio della società, si tratta di una schermaglia tra gruppi societari. È tutto dal Veneto, vi lascio alle previsioni del tempo, buon proseguimento di serata. L'Unic Star,
le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali. Bentrovati al meteo. Pressione atmosferica grossomodo stabile sul nostro territorio, il tempo sarà buono. Vediamo il dettaglio di giovedì 21 dicembre. Sul Veneto sarà asciutto e nella prima parte della giornata non sono escluse anche alcune nebbie, specie tra il Veronese e il Rodigino. Nel pomeriggio ampio soleggiamento, sulle Dolomiti qualche fiocco di neve la sera. Le temperature saranno stazionarie, minime tra -1 e 3 gradi, massime tra 7 e 9 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso avremo tanto sole ovunque, il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. Temperature minime tra lo 0 e i 5 gradi, massime sugli 8-12 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà per lo più soleggiato, con nubi in aumento in serata, specie a nord della regione. Temperature minime sotto 0, massime sui 6-7 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali.